Ben ritrovati, il nostro consueto appuntamento dedicato ai diritti dei cittadini, sempre con noi il nostro ormai insostituibile avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato, avvocato. Bentrovati Oggi ai sarà una cari. trasmissione ricca, avremo diversi collegamenti, non anticipiamo nulla Non anticipiamo nulla, perché sì. parleremo insomma di diversi argomenti, avremo tra poco anche i nostri consueti consulenti perché ci sono delle novità anche per quanto riguarda il fisco, ecco, le scadenze fiscali. Però la scorsa settimana erano arrivate un po' di richieste sul nostro numero WhatsApp, sono arrivate proprio in chiusura di trasmissione, però noi non dimentichiamo nulla e nessuno, quindi riprendiamo queste domande, ecco, proprio all'inizio di questa trasmissione. Avvocato, intanto partiamo con questa signora che vuole un'informazione perché c'è il fratello che è morto sul lavoro, ha lasciato la moglie e 4 bambini piccoli, non era arrivato ai 15 anni di contributi, gli mancavano 4 settimane per i 15 anni. Chiede, ha il diritto questa moglie ad un minimo di pensione proprio per crescere i figli, quindi immagino davvero giovane sia deceduta questa persona, adesso c'è la moglie con i figli che hanno bisogno di aiuto, di indicazioni. Allora. Sì, senz'altro sì, la telespettatrice però deve necessariamente essere coadiuvata da un tecnico, quindi o da un consulente specializzato in queste cose, quindi un consulente del lavoro o un avvocato, o un patronato che però ecco, affidi diciamo, i propri legali. Questo per quale motivo? Quando c'è un sinistro, in questo caso mortale, in costanza di lavoro, per cui ecco, sono interessati 2 istituti fondamentalmente, l'INPS e l'INAIL, e quindi ognuno per la sua competenza praticamente è interessato affinché gli eredi, in questo caso la moglie con figli diciamo, a carico, abbiano un tipo di indennità. Deve essere necessariamente seguita perché la procedura non è difficile, però diciamo, ha bisogno di molti passaggi, per cui quello che consigli in prima battuta è proprio questo: raccogliere il materiale e naturalmente poi farsi seguire. Quindi diciamo che sul territorio i patronati senz'altro sono sparsi su tutto il territorio, mentre invece poi si può rivolgere anche diciamo, ad un professionista privato. Teniamo presente che la signora, da quello che abbiamo capito dal messaggio, è con la morte del marito che non aveva ancora acquisito tutti i contributi, sarà stata l'unica fonte di sostentamento della famiglia, per cui questa telespettatrice si trova nelle condizioni di essere assistita gratuitamente. Per cui che cosa serve? Serve semplicemente l'ISEE corrente, per cui l'ISEE corrente, ricordiamo, fotografa la situazione attuale del richiedente. Per cui ecco, vi invito, la materia è spinosa, non difficile però è spinosa, quindi ecco, ovviamente il carteggio, quello che avete, altrimenti poi si acquisisce tramite gli enti che vi ho detto, INPS e INAIL, e quindi si avviano queste pratiche per avere voi un'indennità. Perfetto, quindi questa continuativa, ecco, naturalmente, certo. ecco, non una tantum. Quindi ha diritto chiaramente ad avere qualcosa per crescere i figli, perché immagino sia una signora... Certamente, però ecco, bisogna avviare queste pratiche. Perfetto, benissimo. Abbiamo intanto un'altra richiesta arrivata dalla Regione Calabria, insomma una raccomandata per un bollo auto non pagato nel 2017 e nel 2018, ma in questo momento non lavorano in famiglia. Ne risponderemo tra poco, sì, perché vedo già in collegamento uno dei nostri ospiti. Abbiamo il dottor Gianluca Polifrone, giusto? Abbiamo in collegamento Polifrone? Eccoci, sì. Benvenuto. Salve, benvenuto, ben trovato.
Ecco, avevamo annunciato che oggi avremmo avuto un po' di collegamenti nel corso e avremmo affrontato argomenti molto interessanti, molto attuali, perché il dottor Polifrone, insomma, è un dirigente dell'AIFA, quindi proprio in queste ore è arrivato da parte dell'AIFA l'autorizzazione a 2 Sì, anticorpi è monoclonali. responsabile delle relazioni esterne. Responsabile delle relazioni esterne, quindi per noi oggi rappresenta l'AIFA, quindi abbiamo questa notizia, no, che può dare speranza per combattere, per lasciarci, dottor Polifrone, finalmente alle spalle questo brutto virus che ha condizionato pesantemente le nostre vite nell'ultimo anno. Quindi una strada importante questa, l'autorizzazione di 2 anticorpi monoclonali. Sì, diciamo che grazie innanzitutto, ben trovati a tutti. È chiaro che la pandemia è stato un evento eccezionale che ha stravolto le vite di noi, come dire, in questa epoca contemporanea dove eravamo quasi abituati nel mondo occidentale a poter gestire tutto, no? Anche il tempo. È chiaro che questo è stato un fenomeno che ha piegato, come dire, e messo a dura prova le coscienze di tutti, nonché anche il sistema sanitario nostro. È chiaro che l'arrivo degli anticorpi monoclonali rappresentano un ulteriore strumento che abbiamo a disposizione insieme ai vaccini per fronteggiare questa emergenza. È una notizia importante, ma è una notizia importante soprattutto per la tipologia di paziente, cioè è quasi a rafforzare il territorio, perché come spiegava bene oggi il presidente Palù nelle diverse interviste che ha ovviamente rilasciato per, come dire, rendere dotti i cittadini italiani che vivono con apprensione questa situazione, mira soprattutto ad anticipare l'ospedalizzazione. È chiaro che nei luoghi comuni abbiamo sentito più volte che gli anticorpi monoclonali hanno curato l'ex presidente degli Stati Uniti Trump, certo. E da lì è nata poi, come dire, la speranza. C'è tanto da lavorare, non bisogna abbassare la guardia, noi siamo in prima linea, i cittadini ovviamente hanno assunto consapevolezza dell'importanza dei proteggiamenti, non possiamo vivere con un liberi tutti, ma possiamo vivere consapevoli che ormai abbiamo capito il mostro che è dall'altra parte, cioè non siamo più impreparati. È lunga, non credo infinita, come diceva Palù, la storia ci ha insegnato che le pandemie non durano più di 2 anni e quindi diciamo che la strada è quella giusta. Abbiamo ancora mesi lunghi, duri, ma siamo tutti al lavoro per uscirne. Certo, però bisogna fare anche presto, io penso soprattutto ai vaccini, lei sa che purtroppo, ahimè, la nostra regione, la Calabria, è agli ultimi posti proprio per la somministrazione dei vaccini. In Calabria, voi che avete, naturalmente che conoscete bene il territorio calabrese, la Calabria perché non è uguale alle altre regioni, soprattutto del centro-nord? Che cosa ecco sta mancando ecco. E perché che cosa sta mancando alla Calabria? Insomma, voi avete un osservatorio privilegiato, oltre che avere i natali, voi siete conterraneo, per cui senz'altro seguite, diciamo, le vicende calabresi. Assolutamente, sono calabrese. Orgoglioso di esserlo, perché ritengo che soprattutto per noi calabresi che viviamo fuori regione, tra virgolette anche forzati a vivere fuori regione, perché l'immigrazione calabrese ha 1000 sfaccettature, ivi compresa l'immigrazione sanitaria, la calabresità è un valore. Bene, per me è una grande sofferenza l'affermazione che lei fa, perché il sistema regionale sanitario calabrese ha finanziamenti nella stessa misura delle altre regioni. Quindi è chiaro che noi ci troviamo di fronte a una malagestio che dura da anni, è indiscutibile che la gestione anche politica della sanità è stata sciatta. Di certo non può essere riconducibile a quello che diceva un noto
politico calabrese, cioè che la sanità in Calabria è come la Fiat in Piemonte, perché poi quando la mala politica gestisce in maniera clientelare e non pensa all'interesse del bene comune, poi succede qualcosa che non possa succedere mai, che la pandemia nessuno avrebbe immaginato che potesse succedere, e tutti quei problemi che il sistema sanitario calabrese ha affrontato l'immigrazione sanitaria, perché oggi è chiaro che l'antifieni nelle strutture ospedaliere calabresi, dove vi era inefficienza, la risolvevi dicendo vai a Roma perché conosco un mio primario molto bravo. Ecco, da questo punto di vista la pandemia deve essere anche una lezione civica per i calabresi, che i calabresi capiscano che il diritto alla salute è il diritto alla salute, che lo Stato glielo deve e che oggi gliel'ha negato la politica. Vede, io oltre a essere calabrese sono figlio, ed è una e ho avuto l'esperienza diretta dell'immigrazione sanitaria perché è stata una paziente oncologica. Avrei voluto, come dire, avrei desiderato che il sistema sanitario calabrese avesse accolto mia madre curata. Non è successo però che ha iniziato e è stata curata da un medico calabrese, e questo a noi calabresi che viviamo fuori giorni, che abbiamo avuto il famoso riscatto sociale, che chi vive a Roma e per il resto sociale contribuisce a rendere efficienti le strutture in cui si alloca, e questo per noi calabresi è doppiamente mortificante. E io credo che anche le prossime elezioni regionali che si stanno per affacciare è un'opportunità che i calabresi non devono perdere, perché poi una volta che si perde l'ennesima opportunità bisogna arroccarsi sulla pelle che tutti sono gli stessi, perché sono gli stessi quelli che noi ci perderemo. Quindi da questo punto di vista la Calabria non può perdere l'ennesima occasione, e io di questo ne voglio essere convinto, perché la pandemia, oltre a scuotare le coscienze di chi gestisce, ha scuotato anche le coscienze del popolo, della gente. Mio nonno mi diceva sempre che quando ci sono i poveri anche i ricchi stanno male. La pandemia ha fatto questo, perché vedete in Calabria, io parlo spesso ovviamente con i miei genitori, mi raccontano di comportamenti ligi, soprattutto nella prima fase, ma quel rigore era figlio del terrore che se tu ti ammalavi non avevi un sistema che ti accogliesse. Ecco, questo non deve più succedere. Quindi la pandemia potrebbe aver un po' scardinato, ecco, una situazione che purtroppo va avanti da decenni, ecco, perché da sempre, ecco, giusto, da sempre, non da decenni. Quindi qualcosa potrebbe cambiare, speriamo in meglio, perché quello della salute è un diritto fondamentale. Noi lo diciamo sempre in questa trasmissione, dottor Polifrone, perché noi ci occupiamo di diritti negati. E purtroppo spesso viene negato a molti cittadini il diritto alla cura, vero avvocato? Il diritto alla cura, e soprattutto la tragedia sarà quello che nel 2020, io parlo della situazione calabrese, si è rinunciato totalmente alla prevenzione. Praticamente screening, esami diagnostici per la prevenzione. Con il problema del Covid io non so che ripercussioni avremo alla fine di questa pandemia, perché ricordiamo che non esiste solamente il Covid, esistono tante patologie, tutto quello che si faceva prima. È caduta la prevenzione, è caduta. E in una terra come la Calabria, che già si faceva fatica a garantire una qualche forma, un progetto di prevenzione, praticamente poi le nefaste conseguenze si osserveranno di qui a qualche mese, perché quello ricordiamocelo, cioè
Le liste d'attesa sono assolutamente non tollerabili proprio per fare degli esami. Quando gli esami poi hanno un'indicazione specifica, quindi a fini preventivi, praticamente come ricordiamo sempre, è lo scrimine fra la vita e la morte. Un esame diagnostico che viene spostato o vi è l'impossibilità per il periodo ad effettuarlo in tempi che la salute richiederebbe, significa in quel momento decidere della vita o della morte della persona, per cui quello è importante, certo. Cioè quello è veramente non importante, veramente è una maglia nera, è un vessillo nero che si dà alla Calabria, perché arrivano spesso e volentieri in associazione perché non riescono molti concittadini, molti calabresi ad effettuare una visita, anche le visite apparentemente più semplici, figuriamoci quelle che devono fare, certo. Diciamo, screening che abbisognerebbero a cadenze diciamo di essere effettuati. Non so se il dottore Polifrone, insomma, Polifrone ha queste notizie che comunque giungono dalla Calabria. Sulla prevenzione, la prevenzione ritengo che sia stata molto sacrificata. Guardi, non vi è dubbio, Avvocato Rodigliero, che la pandemia ha messo sotto stress il sistema anche da questo punto di vista. Cioè è chiaro che ora aver dato precedenza in assoluto a fronteggiare il virus, tenendo presente che le convinzioni che ci trasmettevano i nostri scienziati della CTS è che la eccessiva ospedalizzazione che c'è stata in questi anni sul sistema sanitario, a discapito proprio del territorio, della medicina territoriale, ha posto in essere un'ulteriore problematica, cioè ai malati, ai potenziali malati, alla potenziale prevenzione dice non venite in ospedale perché c'è il rischio di contagio. Questo in una prima fase è stata vera, ovviamente gli ospedali adesso si sono organizzati, non so quando in Calabria, mi giungono triste notizie da questo punto di vista, tra i percorsi puliti e sporchi cosiddetti, ed è chiaro che si sta cercando di recuperare il terreno perso. In termini generali non vi è dubbio che la medicina territoriale, che quindi è prossimità verso il sistema sanitario ospedaliero, deve essere rafforzato. I medici di medicina generale insieme alle farmacie rappresentano il primo punto di approccio verso un sistema sanitario che si deve integrare da questo punto di vista. Io ricordo, lo ricordo sempre con affetto, mio nonno e le visite del suo medico di medicina generale che lo andava a trovare a casa, il famoso medico di famiglia. Oggi tutto questo si è perso per diversi motivi che non vale la pena neanche analizzare. Oggi quella si deve recuperare, lo si può recuperare in chiave innovativa, lo si può recuperare perché è giusto farlo, perché abbiamo capito che l'ospedale e l'eccessiva ospedalizzazione in tempi di pandemia può essere un limite, ma io voglio dare una speranza e soprattutto una messa in mora alla classe dirigente che si candiderà a gestire la politica calabrese regionale. Noi stiamo per partire con i famosi fondi del Recovery Plan, che sono un'occasione straordinaria sotto tutti i punti di vista, perché ci sono 230 miliardi, di cui un pezzo considerevole vanno alla sanità e vanno anche a quella nostra Calabria che merita di gestirli in maniera virtuosa, perché questo rappresenta un'occasione storica che noi abbiamo conosciuto solo nel dopoguerra con il piano Marshall. Non ci possiamo permettere il lusso di sprecarla sulla sanità, sulle infrastrutture, sul sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese, sul turismo, che è un sistema che, come dire, annaspa a decollare anche per condizioni culturali che dobbiamo sradicare. Noi siamo una terra meravigliosa, i calabresi che vanno fuori regione dimostrano di avere anche una marcia in più, lasciatemelo dire con orgoglio, perché noi calabresi quando usciamo fuori dalla nostra regione ci sappiamo far valere.
dobbiamo fare sistema, dobbiamo recuperare tutte quelle intelligenze che sono scappate via per condizioni storiche, le dovete chiamare alle armi e la gente deve pretendere questo. Lo deve pretendere perché è un'occasione che non si può più perdere. Se noi perderemo quest'altra occasione sarà la nostra fine. Ci deve essere una presa di coscienza, ci deve essere la consapevolezza che non basta più guardarsi il proprio orticello, ma bisogna guardare alla collettività, perché oggi questa pandemia ha insegnato questo: unità, interazione, sistema. Siamo tutti sotto lo stesso cielo, siamo tutti sulla stessa barca. Il virus, da questo punto di vista, è democratico, non guarda il ceto sociale, non lo guarda, e qualche ricco l'ha capito. Quindi è giusto che questa occasione non la si perda. Io questo è l'auspicio che posso fare da calabrese, perché amo la mia terra e le ridirò, ci ritornerei volentieri in questa terra, perché è una delle terre più belle che esista. Certo, perché bisogna lavorare tutti, no, per far rinascere anche questa nostra terra, quindi le nostre eccellenze, no, che sono state, ahimè, costrette a lasciarle. Sì, siamo le eccellenze calabresi, perché poi la stortura, come diceva il dottore Polifrone, che praticamente l'immigrazione sanitaria che praticamente impoverisce la Calabria a favore di altre aziende sanitarie, ma poi i calabresi emigrano al centro-nord per farsi curare da meridionali. Per cui proprio, ecco, quindi la stortura è proprio quella. Quindi abbiamo la Calabria, inutile che lo diciamo, è terra foriera di menti, di cultura, di storia, di tutto quanto. Certo. Purtroppo ci sono anche tutti questi paradossi che comunque... I calabresi, il diritto dei calabresi è curarsi nella loro terra, noi lo diciamo da sempre. Il diritto alla salute, ci vuole il principio di uguaglianza. Fino a prova contraria, ognuno si deve far curare su tutto il territorio nazionale, deve avere la sicurezza che in qualunque parte si dovesse trovare per ragioni, per bisogno di salute, deve avere la certezza che è curato in egual modo. Quindi non ci deve essere più l'emigrazione sanitaria perché, diciamo, ci cura meglio da altre parti, no? Perché questa è una disuguaglianza che non possiamo più accettare. Certo, noi dobbiamo andare in pubblicità. Non so se il dottor Polifrone rimane con noi ancora per un po'. Rimane con noi? È un piacere, grazie. Perfetto, allora do la linea alla regia e torneremo tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio. Beh, oggi è davvero una puntata ricca di argomenti e di ospiti. È ancora con noi il dottor Gianluca Polifrone AIFA ed è in collegamento anche il dottor Giuseppe Neri, titolare dell'agenzia interinale. Ecco, benvenuto intanto. Collegato da Reggio Calabria, giusto? Da Roma. Da Roma. Io però non la sento. Sì. Ecco, sì, adesso si sente. C'è anche il dottor Cristian Scalmazzi collegato con noi, tra poco anche la dottoressa Mariella Ippolito. Allora, Giuseppe Neri, dicevamo, titolare di un'agenzia interinale. In questo periodo, avvocato, quanti posti di lavoro si sono persi, no? Com'è difficile trovare un'occupazione in questo periodo di pandemia. Certo, si pensa al futuro, a disegnare questo post pandemia, ma al momento credo che il dottor Neri avrà il polso della situazione, no? Sì, indubbiamente se ne sono persi tanti, ma il problema è quanti se ne perderanno se perdiamo alcuni treni importantissimi. In questo momento tutte le aziende sono in difficoltà, i lavoratori stanno andando avanti con la cassa integrazione che non a tutti è arrivata, ma il problema sarà a marzo, quando ci sarà libertà di licenziamento, lì sarà veramente un problema. Per contro però ci sono delle realtà, dove sono io in questo momento, che è la zona di Aprilia, Pomezia, da dove inizia la vecchia cassa per il Mezzogiorno, che invece vive una realtà al di fuori dal contesto nazionale, nel senso che abbiamo grandi richieste per operai specializzati. E questo è l'altro grande problema, che
c'è poca specializzazione in Italia e le aziende fanno fatica a trovare personale altamente qualificato e specializzato. Noi come agenzia interinale ricerchiamo personale, li qualifichiamo e cerchiamo di farli entrare e di soddisfare il mondo del lavoro e le richieste delle aziende. Vedremo come andrà, se il governo riuscirà a gestire bene questo patrimonio che ci arriverà adesso dall'Europa, se veramente l'ecobonus darà uno slancio all'edilizia, che è quella che in questo momento sta soffrendo certamente di più, su tutti i fermi cantieri, ma anche i lavori pubblici. E stiamo tutti aspettando un rilancio dell'economia nazionale, altrimenti andiamo veramente in difficoltà, perché a marzo, dal polso della situazione che c'è, veramente potremmo superare il 1.000.000 di nuovi disoccupati, e sarebbe una tragedia. Ma io confido che la linea attuale possa andare verso un rilancio dell'Italia. Ma forse il problema è che le dinamiche del lavoro, cioè forse è la forza lavorativa che abbiamo in Italia che non si riesce a conformare alle nuove esigenze, perché sappiamo benissimo che con la pandemia alcuni settori hanno smesso assolutamente di produrre, mentre invece sono nate nuove realtà che praticamente paradossalmente hanno dovuto fare assunzioni, quindi forse manca una dinamica di adeguamento a quelli che sono i bisogni dell'industria o delle ditte. Forse in Italia manca proprio questo, cioè chi faceva un lavoro pre-pandemia praticamente sarà molto difficile ricollocarsi nello stesso lavoro, se non in percentuale molto bassa, e quindi forse la capacità di adeguarsi ai nuovi bisogni del mercato, a quello che richiede l'industria, forse questo è un gap che ci portiamo dietro come azienda Italia, non so se... Sì, ho capito perfettamente, ma infatti parallelamente alle nuove attività, ai nuovi mercati, come dire, alle nuove professioni, ma c'è sempre le vecchie professioni che vanno avanti, quindi il vecchio artigianato, non so, il saldatore, il carpentiere di professione, il gruista, il mulettista. Noi ci siamo preoccupati negli anni di formare come dire, tanti avvocati, tanti ingegneri, ma non ci siamo preoccupati di andare a vedere il nostro artigianato che cosa stava facendo. Oggi un'azienda ha veramente, io stamattina ero in una grandissima azienda qui romana che si occupa della cosa del fibra ottica, e stiamo impazzendo in tutta Italia per cercare persone che sappiano utilizzare i fili elettrici, sappiano usare o sappiano utilizzare un muletto. Quindi parallelamente al web, a tutte le nuove realtà lavorative che stanno nascendo, non dobbiamo trascurare il nostro artigianato, perché le nostre imprese ci sono ancora, cioè non è che se nasce un startup web non si deve più posare la fibra, anzi a maggior ragione fare più fibra per nascere più realtà web. La interrompo, dottore Neri, perché abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera, chiamo da Cosenza. Posso Salve. fare una domanda a tutti gli ospiti? Salve. Posso fare una domanda a tutti gli Certo, ospiti? certo. Volevo chiedere questo. Chi se ne preoccupa dei lavoratori che lavorano onestamente con busta paga, ma che vengono pagati in ritardi di 2, 3, 4 mesi, e che non possono accedere a nessun beneficio, tipo i redditi di emergenza, tipo i bonus di spesa, tipo il reddito di cittadinanza, mentre purtroppo lo Stato sta prendendo, lo ripeto un'ennesima volta, chi lavora in nero, perché chi lavora in nero viene pagato puntualmente, non scappa niente, e oltre al reddito di cittadinanza e di emergenza prendono i bonus di spesa, prendono tutto, non pagano spese mediche, non pagano in farmacia le medicine, hanno tutto gratuito. Non è un'esagerazione, ma chi li tira agli interessi di questi lavoratori? Nessuno. Eppure si sa che vengono pagati in ritardo i privati.
però sono penalizzati perché hanno una busta paga e sono tagliati fuori da tutto. Perché Certo. purtroppo sì, io ho capito che non è È un'amara realtà, ha ragione, perché è magari un'amara realtà, ma vediamo. questi sì. ci sguazzano in questo, ci Certo, sguazzano. formalmente uno ha il lavoro, cioè, però non ha Uno che il lavoro praticamente è penalizzato e se incassa integrazione ancora di più è penalizzato. Certo, se uno lavora, Dottore ma non- Scalmazzi, se ha. Sì, sì. forse il dottore Scalmazzi, ma non viene pagato perché insomma non ha diritto a nulla. È così, dottore Scalmazzi? Certamente. I lavoratori purtroppo rimangono fuori da tutte quelle che sono le indennità che percepiscono persone che lavorano in nero e che non dichiarano alcun reddito. Questo crea delle distorsioni perché mentre il lavoratore dipendente che oggi deve ancora ricevere la cassa integrazione del mese di dicembre, non può ottenere sussidi, aiuti dai comuni per buone spese e quant'altro, dall'altra parte c'è chi guadagna anche più del lavoratore dipendente regolare che purtroppo non riesce ad avere nessun aiuto e indennità. Certo, e purtroppo, come dicevamo prima, è una realtà perché in teoria uno ha il lavoro, quindi non hai diritto a nulla, tu dovresti avere lo stipendio. Sì, ma le agenzie interinali riescono a prendere, diciamo, anche i lavoratori sussidiati, si riesce Chiediamo a al dottore Neri, sì, a ricollocarli o c'è difficoltà anche a questa ricollocazione? Dottor Neri. Sì, è prevista la cassa integrazione anche per gli interinali. In verità il lavoro temporaneo non deve essere visto come veramente una cosa negativa, perché oggi l'unico modo per un giovane per entrare nel mondo del lavoro è quello di entrarci piano piano, perché intanto guardi, il costo del lavoro è altissimo. Pertanto le aziende hanno bisogno veramente di personale qualificato e prima di qualificare una persona, e spendono veramente tanto per qualificarla, e assumere a tempo indeterminato, hanno bisogno della certezza che quella è la persona giusta. Adesso se tu non hai una formazione scolastica, una formazione professionale, l'unico modo per farlo è attraverso che abbiamo per formare il personale all'interno dell'azienda. Guardi, oltre il 60% in Italia diventa a tempo intero. Perché? Perché dopo che un'azienda ha avuto per 2 anni un lavoratore temporaneo, l'ha formato ed è la persona giusta, non se lo fa scappare. Guardi, io ero tempo fa ai cantieri di Monfalcone dove costruiscono le più grandi e più belle navi da crociera del mondo, almeno in questo ancora siamo i primi. Ebbene, se lei va lì, parlerà con gli ingegneri che fanno queste strutture straordinarie da miliardi di euro veramente ogni anno, un giro enorme, ma hanno bisogno della persona che salda l'acciaio, cioè c'è proprio fisicamente bisogno della persona che va lì a saldarlo. È chiaro che ci vuole anche l'ingegnere, i progettisti, di tutto di più, ma stiamo trascurando la manufatturiera, stiamo trascurando l'artigianato e ci affidiamo sempre all'estero. Vengono i saldatori dalla Romania, dai Balcani, stanno arrivando a flotte perché di là sanno saldare e noi non abbiamo più saldatori, non abbiamo più operai specializzati. Io batto molto su questo. Perché le dico, io stamattina ero in una grande azienda che deve posare la fibra e abbiamo difficoltà, veramente difficoltà in tutta Italia a trovare persone capaci o da formare. Infatti c'è anche questa difficoltà perché bisogna comunque cambiare, no? Prospettiva. La pandemia, dicevamo, ci ha stravolto l'esistenza, quindi forse dedicarsi, indirizzarsi. È diventato praticamente la propulsione del mondo del lavoro e dell'economia. Ritengo che adesso abbia bisogno di questo passaggio diciamo sanitario, cioè se non te ne esce, dottore Polifrone ci saprà dire qualcosa, cioè purtroppo è diventato diciamo il motore propulsivo, ormai di economia se ne parla sempre influenzata dalla pandemia. Certo, cioè, non stanno sappiamo viaggiando ma non sappiamo qual è il lasciapassare dell'uno o dell'altro, o se l'economia deve aiutare la sanità o se è la sanità che deve dare
una spinta e darà una spinta all'economia. È È molto un- difficile questo, ecco. Dottor Allora, Camusso. guardi, cercando di avere capacità di sintesi e ricollegandomi a quello che hanno detto chi mi ha preceduto anche sul mondo del lavoro, io vorrei innanzitutto smarcare un tema che secondo me è un equivoco di fondo. La sanità, se è percepita come assistenza ai cittadini, quindi quasi come una spesa passiva, già questo è un errore, perché vedete, la sanità è un settore economico ed è un settore economico che cuba la bellezza di 9 miliardi e mezzo, ok, sul PIL nazionale, quindi con tutto l'indotto che ne deriva. Ora è chiaro che se la sanità prevede gli sprechi come regioni come la nostra, è chiaro che non è un'opportunità perché tu perdi l'efficienza, quindi non eroghi il servizio e quindi diventa passiva. Mentre in molte realtà la sanità è un vero business, ma business finalizzato a curare la gente, cioè non bisogna mai parlare del business come una roba brutta e cattiva, perché vedete, anche quando Negri parlava delle nuove professionalità che si stanno affacciando, o meglio, quelle carenti, c'è una figura che da Roma in su è appetibilissima, no? Che sono le famose OS, cioè non troviamo infermieri, non troviamo operatori sanitari. Allora è chiaro che se tu vai a fare un'analisi oggi, post pre-pandemia, molte aziende, anche grazie ai sistemi innovativi, hanno capito che tanta gente è inutile nei posti di lavoro, che se ne sarebbe potuti fare a meno e da oggi in poi questo impatto ci sarà, soprattutto nel mondo privato, lasciando stare il pubblico che per questioni culturali è sempre più conservativo, ma l'azienda innovativa, l'azienda che ha nelle corde il business, non farà altro che snellire la forza lavoro che, come diceva giustamente Negri, se non è qualificata non ne ha bisogno. Allora io dico, invertiamo il paradigma. Allora mi chiedo, se il lavoro è vista come il grimaldello e la precondizione è figlia di investimenti propulsivi in positivo, la nostra regione è una terra di conquista. Guardate, pensate alla posizione geografica che nostro Signore ci ha consegnato. Noi siamo l'unione tra Oriente e Occidente. Abbiamo un porto come Gioia Tauro, le cui finalità a me non sono come dire, note, per così dire. Osservo solo che la logistica italiana si appoggia ad Amsterdam. Allora, quando tu ricevi un pacco da Amazon, non lo stocchi a Gioia Tauro piuttosto che a Genova, piuttosto che a Trieste, ma il primo scalo lo fa ad Amsterdam e da Gioia Tauro ci passano alla larga. Allora, quando tu parli oggi di investimenti, di recovery plan, e quindi parli di questo piano Marshall che sta per arrivare, come le veicoliamo queste risorse? È chiaro che quando parli della professionalità, io sono figlio di un dipendente, cioè io appartengo ad una famiglia il cui mio padre ha lavorato per una vita all'Enel, che un tempo era Società Meridionale Elettrica. Mio papà ha fatto l'avviamento, era la scuola che ti avviava al lavoro, e mio papà ancora oggi mi racconta che ha imparato a disegnare i quadri elettrici a scuola. Allora devi partire dalla scuola, cercando di renderci conto che la scuola per tanti anni è stato l'ammortizzatore sociale di questo paese, dove abbiamo trattato che peggio non potevamo fare la classe dei docenti, no? Io mi ricordo quando andavo a scuola e avevo il mio professore di italiano, dinanzi a me avevo un'autorità, avevo il timore reverenziale. Oggi quella classe docente che deve formare i nostri figli è quasi ai margini della società. Siamo riusciti a precarizzare migliaia e migliaia di docenti
solo perché abbiamo utilizzato la scuola come ammortizzatore sociale e mai come la precondizione formativa per lanciare poi quei nuovi giovani. In Calabria c'è stata una questione culturale che induceva tutte le famiglie a dire ti devi laureare per forza. È chiaro che tutto questo schema cambia, perché vede, quando Neri parla di mettere la fibra, ok, ma questo è colpa della scuola, non è colpa del fatto che oggi l'operaio non c'è, perché l'operaio di domani è lo studente di oggi. Allora quindi è chiaro che tutto questo sistema va ricollocato, va rivisto. Scusate, Amazon, che è uno dei colossi mondiali della logistica, ma chiedetevi il perché investe a Bergamo, investe in Liguria e non viene ad investire sulla piana di Sibari, sulla piana di Gioia Tauro, che sono dei deserti dove capannoni industriali di logistica ci potrebbero essere e potrebbero servire il Mezzogiorno d'Italia, perché abbiamo un binario sulle ferrovie, perché non abbiamo i porti, perché non abbiamo gli aeroporti, perché abbiamo la sanità che continua, secondo il vecchio modello di qualcuno, ad essere considerata la Fiat del Mezzogiorno. Questa è follia. E allora quindi se non si capisce questo, rischiamo di continuare a fare demagogia, perché vede anche il sistema del lavoro interinale, che dal mio sommesso punto di vista per molti aspetti è anche la chiave innovativa del lavoro, perché non vi è dubbio, oggi parlare di lavoratori a tempo indeterminato te lo puoi permettere solo ed esclusivamente nell'accezione del famoso posto fisso nel pubblico, ma ormai è perso. Guardate che anche la pubblica amministrazione ormai verrà dirottata inevitabilmente, e dico anche io, ringraziando a Dio, ad utilizzare gli obiettivi di efficienza, e quando hai un dirigente che non funziona e non contribuisce allo sviluppo della pubblica amministrazione italiana verrà licenziato. Ormai il periodo delle vacche grasse è finito per tutti, è finito per tutti, e presto il mondo e la famosa globalizzazione che ci è tanto piaciuta, ok? Ci mangerà vivi, perché vedete, noi abbiamo un altro problema che, per quanto banale e tragico, non facendo più figli, noi abbiamo tra Oriente e Occidente due realtà che si chiamano Cina e India, che per la sola questione di produttività procreativa indispensabilmente verranno da noi e ci cacceranno dalle nostre terre, perché noi per mortis causa scompariremo. Siamo il paese più vecchio dopo del Giappone, quindi se tu non incentivi, come dire, a fare figli, e come fai? Con politiche di sistema alla famiglia. Quindi che cosa vuol dire? Che se tu hai l'operaio non gli puoi ad andare a imporre nelle grandi aree urbane come Roma che per mandarla ad un asilo te lo devi pagare, e pagare 1.000 euro al mese. Questa è una follia a cielo aperto, perché è chiaro che la neomamma, se deve pagare 800 euro di nido, ma quando mai ce lo manderà a scuola per avere un posto a 1.100 euro al mese? Il sistema Italia va rivisitato. Come dice Papa Francesco, la pandemia, la cosa peggiore che possiamo fare è sprecare l'occasione che può rappresentare. Io di questo ne sono convinto. Certo, insomma, dobbiamo cercare di cambiare, no? Molti aspetti, insomma, molte cose che non vanno, che forse negli anni abbiamo accettato, no? Abbiamo fatto finta magari di non vedere, ma adesso hanno avuto questa esplosione, no? Abbiamo accettato perché nelle inefficienze dello Stato comunque tutti quanti avevano bene o male un posto di lavoro al chiaro o al nero, e praticamente non c'erano diciamo, evidenze o tragedie tali da guardare veramente quali sono i nodi di tutto questo sistema. Quindi diciamo che un po' ci hanno marciato tutti quanti, per cui fino diciamo... a qualche tempo fa i diritti venivano spacciati per favori. Sì, sì, i diritti, però sappiamo benissimo che i diritti, sappiamo che soprattutto nel dopoguerra una pensione di invalidità non si negava a nessuno,
e quindi diciamo che comunque la sussistenza è quindi a carico dello Stato, era garantita a tutti quanti. Adesso vengono meno anche questi piaceri, non si possono fare più perché non ci sono più risorse, e abbiamo sempre poi a che fare con i problemi quotidiani dei noi cittadini. Abbiamo diverse richieste già avvocate. Sì, proprio anche perché noi stiamo affrontando questi benedetti soldi delle casse integrazioni. Non arrivano, questi ritardi che ci sono, questi bonus che non so se arrivano o meno, perché adesso sta succedendo che stiamo ritornando un'altra volta per molte famiglie ad avere problemi alimentari. Certo. Non so che se come lavoro c'è la dottoressa Ippolito che forse ci può supportare. Vediamo in questo. forse dopo la pubblicità, perché fra poco dobbiamo dare la Sì. linea alla regia e tra poco saluteremo anche la dottoressa Ippolito. Intanto volevo salutare e ringraziare per la sua disponibilità il dottor Gianluca Polifrone, insomma, per essere stato con noi. Chiaramente la ricontatteremo se lei avrà piacere, anche per vedere un po' come vanno. Parlare con la mia regione è quasi un dovere, dalla quale non ci si può sottrarre. Questo ci fa piacere, perché poi dobbiamo affrontare bene questa vicenda dei vaccini, anzi rimanga ancora con noi perché abbiamo una telefonata, poi la saluto tra poco. Pronto? No, abbiamo la pubblicità. Allora, la saluto adesso, dottor Polifrone, e poi affronteremo questa vicenda dei vaccini, perché adesso abbiamo Moderna, Pfizer, c'è questo punto interrogativo ancora su AstraZeneca, no? Perché un po' di dubbi li suscita questo vaccino. Abbiamo il dottor Polifrone? Sì, ci sono. Ecco. No, diciamo che anche in questo è un appello, come dire, a lei direttamente, che fa parte del mondo dell'informazione. Anche l'informazione ha un ruolo importante, io capisco il clamore della notizia, come dire, per avere un vantaggio competitivo in termini comunicativi. Il discorso è che AstraZeneca è un vaccino differente da Pfizer e da Moderna nella tecnologia, è un vaccino che, dati alla mano, rappresenta un'efficacia del 60%. Ricordo che un vaccino, per essere efficace, basta il 50%, quindi è chiaro che la direzione dell'utilizzo deve essere diversificata. Le ultime comunicazioni governative, intese anche con noi, sono state quelle, giustamente, visto l'efficacia elevata di Pfizer e Moderna, dell'oltre il 90%, da direzionarla alle categorie più deboli, quindi alle fasce più deboli, mentre di conseguenza AstraZeneca è un vaccino che è calzante per le categorie, diciamo così, meno fragili. Un cinquantenne ha una risposta immunitaria molto più efficace. È uno strumento in più, è uno strumento che ci aiuterà a combattere questa pandemia, e non bisogna confondere la comunità che ci ascolta, perché noi siamo il veicolo sulla comunità, di dare informazioni sporche, quasi come per dire non è buono, no, è sbagliato. No, infatti l'abbiamo chiesto a lei, no? Che ha il polso della... No, ma parlo in generale io, certo. Perché se ne sente tanto, si scrive tanto. Certo, l'informazione vuole da una responsabilità. Certo, noi l'abbiamo chiesto a lei, che è un esperto, insomma, ne sa chiaramente più di noi. I dubbi per noi ci sono, insomma, è giusto che vengano chiariti, e lei è sempre disponibilissimo. Io davvero la ringrazio e spero di averla a più presto con noi. È stato un piacere, grazie, e in bocca al lupo alla Calabria. Grazie. Allora, noi ci vediamo tra poco, devo dare la linea alla regia. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, intanto arrivano richieste da parte dei nostri telespettatori, potete chiaramente intervenire sempre in diretta. Oggi abbiamo spaziato parlando anche di sanità. Allora, richieste relative al bollo auto. Una richiesta era arrivata la settimana scorsa da parte di questo telespettatore, al quale è arrivata una richiesta per il bollo auto non pagato anno 2017 e 2018, ma in questo momento ci scrive: nessuno lavora in famiglia, quindi non riusciamo a pagarlo. Questo è un avvocato. Un altro invece, un nostro affezionato telespettatore da Mileto, che ci dice che è arrivata l'avviso di pagamento per il bollo auto relativo al 2017 che la Regione ha spedito qualche giorno fa.
Ci scrive: sapevo che dopo 3 anni si prescrive, ma nella raccomandata c'è scritto che non vi è prescrizione a causa della pandemia che ha allungato i termini prescrittivi. Volevo chiedere all'avvocato se è vero e se devo pagare. Allora, intanto abbiamo una telefonata, poi rispondiamo a queste 2 richieste che ci arrivano sul nostro numero WhatsApp. Pronto? Pronto, da dove ci chiama? Da Rossano. Rossano? Sì. Ok, adesso la sento. Prego. Siccome il Valde e poi la pensione di 100 euro è possibile. Allora, se magari se riusciamo a ripristinare, non riusciamo a sentire bene la telefonata, chiedo scusa, chiedo ai nostri colleghi in regia magari di richiamare il nostro telespettatore perché non riusciamo davvero a sentire bene, ci possono essere dei problemi sulle linee, quindi prego i nostri splendidi tecnici della regia di richiamare questo nostro telespettatore, intanto rispondiamo al bollo. Per la prima telespettatrice che praticamente si trova in difficoltà per cui non può naturalmente pagare il bollo auto che è arrivato, non ci sono dei benefici di legge specifici, quindi per questo motivo, cioè perché non si hanno i soldi per pagare il bollo auto. Vero che quello il consiglio che vi posso dare è che vi è arrivato l'avviso e quindi fra un po', un paio di mesi, 3 mesi, vi arriverà la cartella esattoriale, quindi la cartella per la riscossione del bollo auto. Tenete presente che non solo per il bollo auto, ma anche per tutto il carico esattoriale che può avvenire in questo momento, anche per diciamo, diversi tributi che si devono pagare, vi è la possibilità fino al 31 dicembre 2021, a semplice richiesta, praticamente di poter rateizzare in 72 rate quello che è il carico, a semplice domanda, con un 2% di interesse annuo. Tenete presente che questa norma, in attesa della nuova rottamazione quater, che significa che tutto il carico che si ha tributario si andrà a pagare in una misura dal 15 al 20%, anche rateizzato. Tenete presente che questa rateizzazione, anche se non riuscite a pagare 10 rate anche consecutive, non perdete il beneficio. Per cui, per quanto riguarda se ci sono dei bonus per pagare il bollo auto, non ce ne sono. C'è questa possibilità. Vuole concludere sulla c'è prescrizione? Dopo. Adesso sulla prescrizione. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Vabbè, complimenti della trasmissione, sono Michele da Rossano. Allora, da Rossano, l'avvocato, lei riesce a capire? Sì, che cosa? Sì. Ditemi il problema. Qual è dica il problema, qual è la domanda all'avvocato? No, siccome io sono 2 invalidi civili. Sì. Avvocato, siccome sono 2 invalidi civili. Lei però non lo so l'aumento della pensione dei invalidi civili. L'aumento al 100%. Al 100%. Sì, lo abbiamo detto, se voi avete l'invalidità al 100% e prendete il minimo che vi è consentito, quindi circa 290 euro, se prendete il minimo voi avete diritto al raddoppio di questa cifra con i ratei maturati, quindi con gli arretrati, a far data da luglio 2020. Quindi se siete in questa situazione, invalido al 100%, al minimo, cioè sono circa 292 euro al mese di indennità per il 100% di invalidità, avete diritto e ve lo corrispondono in automatico, quindi ve lo troverete già da novembre, sono partiti, quindi diciamo che gennaio, febbraio, insomma in questo mese dovreste averli,
con tutti gli arretrati da luglio fino ad oggi, perché parte da luglio questo aumento, questo raddoppio, per cui ve lo trovate direttamente nel cedolino e vi trovate l'aumento e poi a parte vi danno tutti gli arretrati. Va bene? Ah, Va bene, tutto chiaro? Perfetto. Molto semplice. Grazie per aver telefonato. Sì, La prescrizione... brevissimamente invece per la prescrizione, come funziona? In forza di legge solo vi è stato dal 9 marzo fino al 5, diciamo 4 maggio 2020 la sospensione di tutti i termini processuali, quindi per quanto riguarda il pianeta giustizia. Quando invece, come lo stiamo osservando anche attualmente, che ci sta stando sempre in forza di provvedimenti temporanei e urgenti da parte del governo, il blocco delle notifiche delle cartelle esattoriali, è ovvio che praticamente non si può in forza di legge far maturare una prescrizione, perché è vero che l'ente esattoriale ha, come nel caso del bollo, 3 anni di tempo dalla scadenza per richiederne il pagamento, altrimenti quella voce viene prescritta, però è altrettanto vero che l'impossibilità a notificare è imposta per legge, come sta succedendo in questo periodo che stanno bloccando l'invio di milioni di cartelle esattoriali. È ovvio che lì quella sospensione bisogna tenerne conto, perché non è una mancanza che ha fatto spirare il termine all'ente, ma è in forza di legge che si bloccano naturalmente anche le notifiche delle cartelle esattoriali. Perfetto, quindi abbiamo risposto anche al nostro affezionato telespettatore di Mileto. Io volevo intanto salutare Mariella Ippolito, perché oggi non l'abbiamo ancora salutata, eccola, pronta come sempre. Avvocato, lei aveva chiesto qualcosa alla dottoressa Sì, Ippolito? perché praticamente il problema che abbiamo visto più volte, che stiamo tenendo il polso della situazione soprattutto qui nel nostro territorio, perché i ritardi nell'erogazione di queste benedette casse integrazioni, altri bonus che sono stati, diciamo, via via deliberati, però stiamo assistendo che praticamente a fatica stanno arrivando ed in misura minore. Volevo sapere qual era il polso, diciamo, ecco, l'attualità. Prego, dottoressa. Allora, con l'innescarsi, diciamo, di questa crisi di governo abbiamo visto bloccate i rinnovi di queste misure che avevano previsto momentanee, tipo il reddito di emergenza, il reddito di cittadinanza per adesso confermato, però non si sa con la formazione del nuovo governo se poi verrà confermata la misura in questi termini o naturalmente si spera che venga riconfermata ma in altri termini, quindi che partano le politiche attive, quello che il Centro per l'Impiego avrebbe dovuto fare dall'inizio ma che non è mai riuscito a fare fondamentalmente. Quindi il reddito di cittadinanza sì, come misura, però come misura momentanea veramente, non da 18 mesi che naturalmente stiamo erogando sussidi senza poi dare uno sbocco lavorativo a tutte le persone che stanno soffrendo di questa misura. Quindi per adesso confermato questo, diciamo, le persone che stanno soffrendo della cassa integrazione, che è stata confermata per ulteriori 12 settimane, ma sempre stanno ricevendo i pagamenti con una lentezza assurda, quindi insomma la situazione sta un po' peggiorando, perché è proprio la crisi di governo che si è innescata che sta portando a tutto ciò. Quindi nessuna misura aggiuntiva, i buoni del comune che sì, è vero che l'ultima domanda si è fatta, ha avuto scadenza il 24 gennaio, al momento ancora non sono stati erogati, però la gente stiamo ricevendo moltissime
chiamate da parte di persone che lamentano il fatto che questi sussidi vengono fatti, però poi ci vogliono, diciamo, giorni e giorni per poter essere ammessi, per poter far poi scendere la graduatoria, per poter poi avere fondamentalmente il buono. Quindi stiamo vedendo che la situazione sta sicuramente peggiorando. Si spera che con la formazione del nuovo governo ci siano diciamo ci sia in previsione qualche miglioramento da tutti. Io sono ottimista, sinceramente. Bisogna esserlo. Voglio sperare effettivamente che ci sia una svolta positiva. Certo. Ecco. Intanto salutiamo chi è in linea. Grazie, dottoressa Ippolito. Pronto? È pronto, buonasera. Grazie di tutti i consigli che ci date. Allora, da dove ci chiama? Da Briatico, dottoressa, sono la signora Concetta Loiacono. Una nostra affezionata la vostra telespettatrice. Io la ringrazio sempre. Ecco, l'avvocato spiega così bene le cose. Io volevo chiedere 2 domande all'avvocato. Allora, io mi sono presentata in comune per chiedere il bonus sui tributi. Il bonus? No, dicono che no. C'è un problema sulla linea anche su questa telefonata. Signora, non abbiamo capito per problemi di linea. C'è un problema. Allora, ho presentato con l'INPS per avere lo sconto sulla luce. Allora, adesso ancora non so se mi è dell'acqua, però me le ha prese. Invece, per quanto riguarda la spazzatura, dice che purtroppo è stato proprio necessari. Allora, abbiamo che loro questa agevolazione non la fanno. Signora, io lo so che lei è una nostra affezionata telespettatrice, proprio perché noi vogliamo sentire bene la sua voce, non riusciamo a capire bene perché c'è un problema sulla linea, quindi se può richiamare oppure se i nostri tecnici la richiamano. Certo. Perché mi richiamate allora. Perfetto. Allora, aspettiamo insomma la telefonata perché non riusciamo purtroppo a sentire, c'è un problema sulla linea. Chiedo scusa, capita purtroppo quando si è in diretta, però noi vogliamo sentirli i nostri telespettatori, ecco, quindi se è possibile magari... Volevo dire per quanto riguarda le agenzie, le agenzie interinali, naturalmente anche il lavoro interinale è assicurato anche per quanto riguarda, cioè assicurano anche la cassa integrazione per i lavoratori, cioè anche loro che fanno queste, cioè danno un servizio completo all'azienda, sta riscontrando anche per le aziende per cui diciamo ha fornito lavoro che ci sono questi ritardi nell'erogazione proprio dei sussidi, degli ammortizzatori sociali. Dottore Neri? No, abbiamo... Sì, i lavoratori interinali godono di tutti i diritti dei lavoratori a tempo indeterminato. Per cui se l'azienda nel periodo di contratto va in difficoltà, anche i lavoratori interinali vanno in cassa integrazione. Che poi in questo momento non abbiano ricevuto la cassa integrazione, questo è un dato di fatto. Abbiamo dei dati importanti, da giugno ad oggi insomma, ci sono delle carenze riscontrate su tutto il territorio nazionale. Ma posso dire in merito al reddito di cittadinanza? Certo. Sì, brevemente perché abbiamo già un'altra telefonata. Prego, prego. Ah, no, se vuole, accolga la telefonata. Non allora, aspettiamo sentiamo chi è in linea in questo momento. Allora, poi vi siete rivolta forse... Va bene, grazie, vi saluto, arrivederci e grazie. Allora, no, signora, voi no. No, signora, abbiamo... C'è un po' di confusione. Voi non ve ne dovete andare, dovete fare la domanda. Allora ditemi. Prego, voi dovete fare la domanda. Allora, la domanda è, spetta il bonus per la spazzatura a un invalido al 100% con pensione solo di invalidità? Bonus spazzatura per un invalido al 100%, giusto? Spetta. Sì. Allora, al comune dovete andare a chiedere... Sono andata e non me l'hanno voluto fare. Sì, perché hanno detto che il comune è in disastro. No, però mi dovete far terminare la risposta. Voi dovete andare al comune e porre questo quesito, perché se voi andate e dite c'è un bonus comunale per l'invalido al 100%, vi diranno
di no perché non esiste. Che cosa esiste invece? Esiste una diminuzione e per alcuni comuni, secondo il loro regolamento per quanto riguarda i tributi, addirittura azzerano questa tassa sui componenti della famiglia, cioè la tassa dei rifiuti viene calcolata in rapporto e proporzione grandezza dei luoghi, cioè dell'appartamento, o in proporzione agli abitanti, e li stabiliscono. Quando vi è una persona che ha particolari difficoltà economiche o proprio personali, possono applicarlo, ma non c'è un automatismo invalidità al 100%, diciamo diminuzione, eliminazione, quello no. Potete andare a vedere se vi stanno applicando la tariffa giusta in base a quei parametri che voi conoscete, cioè no, la tariffa mi sembra un po' esagerata perché dicono che ha aumentato proprio le tariffe dei metri quadri, comunque 28 metri quadri, 108 euro in un anno mi sembrano un po' troppi a me, ecco, questo che io discuto. Dico, almeno, visto che ha un I6-0, ufficio tributi. E invece ti dicono che il comune è in dissesto e non possono fare niente. Sì, vabbè, quello che è in dissesto è un'altra cosa, perché quando è in dissesto sospendono anche questi benefici che danno, però quello è un altro l'hanno problema. sospesi per questo motivo. Perfetto. Ecco, poi l'altra cosa volevo dirvi, se lei ne è a conoscenza, che qui in Calabria la posta, almeno qui da noi, nel comune di Briatico, non viene la posta. È un problema disperati. Perfetto. Perché portano le bollette in scadenza, la luce per esempio non mi è stata portata e oggi sono già dal 29 che scadeva. È un problema presente in molti centri a cui hanno tolto l'ufficio postale. Sì, hanno tolto tutti gli uffici postali. Quindi che cosa succede? Succede che quando si va in morosità, tenete presente che andando in morosità perché avviene la consegna con molto ritardo, ricordatevi che a richiesta che voi fate all'ufficio postale vi è praticamente, ovvero al gestore, se vi arriva la bolletta della luce, voi basta che fate una telefonata, un fax al gestore che vi fornisce l'energia elettrica e vi dice quando ha postalizzato. Una volta che vi dice quando lo ha postalizzato, anche con un fax o con un'email, avete la prova provata che quella morosità è stata causata dal servizio postale e potete richiedere il danno. Ho capito. No, perché l'ufficio postale mi ha detto che lui non può fare niente. Sì, però... E deve andare a Poste Italiane. Poste Italiane mi dicono che non funziona in questo modo perché il servizio postale appalta il servizio. Se non lo può espletare... Comunque siamo rovinati qua, Avvocato. Lo so, speriamo bene, lo so, non è la situazione soltanto di Briatico. In molti comuni della Calabria. Certo. Signora, io intanto l'abbraccio e la ringrazio per l'affetto. Vi abbraccio pure io e grazie di quello che ci dite, che se non fosse per voi, che date voce ai cittadini. Grazie a voi, grazie a voi per l'affetto. Grazie sempre per l'affetto. Dottore Neri, quindi... voleva aggiungere qualcosa sul reddito di cittadinanza, giusto? Sì. Dunque, per come è strutturato, io non sono proprio d'accordo, perché due aspetti. Per carità, bisogna aiutare assolutamente le persone in difficoltà, però allo stesso tempo dovevi fargli fare un corso di formazione, perché quando scadrà, perché alla fine scadrà, durerà anche 5 anni, 6 anni, ma alla fine questa gente non avrà più sussidio. Che cosa avrà ricevuto dal reddito di cittadinanza? Niente, una miseria. Non si ritroverà niente in mano, non ha costruito niente, non c'è un percorso, non c'è niente di niente. Per lo più fanno un danno doppio spesso. Io sono realistico, parlo di quello che vedo. Se il percettore del reddito di cittadinanza allo stesso tempo va a fare il lavoro in nero, come succede, fa un doppio danno. Perché? Dà la possibilità all'impresa di avere un lavoratore in nero e quindi non pagare i contributi. Se non paghi i contributi, l'INPS va in difficoltà e non può pagare le pensioni. Quindi dobbiamo stare attenti. È giusto che tu faccia il reddito di cittadinanza, io sono d'accordo. Io ne conosco tanti che hanno il reddito di cittadinanza perché si rivolgono all'agenzia per entrare nel mondo del lavoro. Però non hanno nessun tipo, in un anno e mezzo, non hanno avuto nessun tipo di formazione. I navigator dovevano fare questo,
Ma dopo 1 anno e mezzo il bilancio qual è stato? Che non c'è nessuno che si è riqualificato o ha intrapreso una nuova attività lavorativa rispetto a quella che faceva. Certo, è intervenuta anche poi la pandemia che ha complicato ancora di più le cose, Esatto. giusto? C'è il cigno nero della pandemia che ha complicato il tutto, e quindi adesso tutta questa gente, quando gli scadrà alla fine, che cosa si ritroverà in mano? Non sarebbe giusto formarle queste persone, ma in qualsiasi campo, dal web alla saldatura, una qualsiasi attività, poi diciamo con le tendenze professionali di ognuno di noi, ognuno di loro, per carità, però aver sprecato 1 anno e mezzo così mi sembra un po' esagerato. Dottore Neri, io la devo ringraziare, la devo salutare perché siamo davvero in chiusura. Grazie, grazie per essere stato con noi. Arrivederci, grazie a voi. Spero di vederla presto qui con noi sempre. Grazie. Con piacere, grazie dell'invito. E saluto i nostri consulenti. Oggi non abbiamo parlato molto con loro, però ci rifaremo la prossima settimana con Cristian Scalmazzi. Grazie, ci vediamo prossima settimana, dottore Scalmazzi, perché ci sono un po' di novità che dobbiamo dare. Grazie, dottor Scalmazzi, grazie a Mariella Ippolito. Grazie. Ci vediamo anche con lei prossima settimana e come sempre grazie al nostro avvocato Rodighiero, ma soprattutto grazie ai nostri tanti telespettatori che ci seguono ogni settimana veramente con grande affetto. Alla prossima, arrivederci.